16 aprile, puntuali come un orologio svizzero, a parlare di futsal di calcio a 5 per la settima puntata di Zona Futsal, il vostro Stefano Testoni con la regia di Andrea e Michele Di Giambattista dagli studi Media Gol di Bolzano Vicentino per approfondire i temi del nostro amatissimo pallone a rimbalzo controllato. Un weekend importante quello che abbiamo appena trascorso, ma subito abbiamo l'apertura e andiamo allora a presentare i protagonisti di questa puntata, partendo alla mia sinistra da chi è la felpa color blu-azzurro, Marco Boin, portiere del Montello Futsal 2020. Ciao Marco. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Portiere che però è un ex, ma poi ne parleremo perché, anzi no, fino al 30 di giugno sei ancora un portiere, poi parleremo del tuo futuro. Al tuo fianco, sorriso raggiante per il direttore tecnico della PLP Ponte San Nicolò, Legnaro Polverara, Alessandro Breda. Benvenuto Alessandro. Grazie dell'invito e buonasera a tutti. Invito doveroso perché la PLP di Alessandro Breda ha conquistato la Final Four della Coppa Veneto di Serie D. Dopo la loro finale, però, la finale di C2, e allora andiamo subito in terra veronese per presentare il tecnico del Cuore Celtic Verona, Diego Carlos Citraro. Ciao Diego, benvenuto a Zona Futsal. Ciao, buonasera a tutti. Intanto chiedo al buon Diego di girare la videocamera così ti vedremo sicuramente meglio, perché qua la nostra fortuna è quella di avere una mega televisione e quindi vorremmo vederti Così. bello orizzontale. Vediamo se la regia mi dà l'ok. Finché intanto non vediamo il buon Diego Carlos Citraro, direi di restare qui in studio, di partire appunto da chi ha deciso di appendere le scarpe al chiodo dopo una lunga trafila in giro a tanti campi, non solo regionali ma anche nazionali. Marco Boin, ti dico che mi fa ancora un po' di pelle d'oca, perché come si diceva in settimana abbiamo iniziato un po' assieme, tu in campo, io fuori perché ero già scarso di mio. E tanti anni fa, tempi del Montecchio, tu eri con i Diavoli, insomma fa un po' sorridere pensare a quegli esordi. E mi fa venire un po' anche il magone aver proprio commentato assieme a Federica, la detta stampa del tuo Montello, quei momenti in diretta con tutto il calcio 5 minuto per minuto, mentre tu uscivi dal campo, che ho chiesto a Federica ma cosa sta succedendo, cosa succede? Forse potrebbe essere l'ultima, e poi invece è stata l'ultima. Raccontami un po' le emozioni che hai vissuto quella sera, tra l'altro in una stagione dove la doppietta fa da cornice alla tua ultima stagione da calcettista. Beh, è stato molto emozionante perché comunque sono passati più di 20 anni, quindi direi tante squadre, tanti ragazzi, tante partite, tante battaglie, e le ho viste passare, ne ho viste parecchie passarmi davanti e mi ha reso molto felice questa cosa, mi ha emozionato molto. Ti ha emozionato molto, poi parleremo anche di quello che è stata la tua carriera, ovviamente ti chiederò un po' di aneddoti su quello che è stato il calcio a 5 di Marco Boin da protagonista sul campo, però io partirei comunque da questa ultima stagione. Stasera insomma abbiamo la fortuna di avere tre protagonisti di tre vittorie diverse tra loro, ma che comunque vi accomunano perché tutte e tre avete intanto alzato una coppa, quella Veneta, tu di C1, poi tu hai vinto anche il campionato, l'ha vinto anche il Cuore Celtic Verona. Alessandro, farai dei scongiuri perché domani sera è l'ultima giornata di campionato. Vincere è sempre bello, però come dicevi a Tombolo quando sono venuto a salutarti assieme ad Edgar, era la prima volta che vincevi una coppa. Era la prima volta che vincevo una coppa di C1, sì, assolutamente sì. È molto emozionante, è sempre bello. Poi se te lo dice Bertoni che di coppe ne ha vinte anche in A1, quindi sì, direi che è un grande motivo di soddisfazione. Un motivo di soddisfazione anche per Alessandro Breda, per la PLP, un fine settimana diciamo in salita, poi con una bella discesa verso quella alzare il trofeo con il cartellone Winners lì davanti, anche in cronaca assieme all'amico Roberto Tosin, che ringrazio e saluto per il sostegno che mi ha dato. Tanto si parlava di una finale anticipata, quella tra Vicenza e Dragon Futsal, una finale anticipata perché entrambe avevano già vinto il campionato, però nessuno aveva fatto i conti con una PLP
che sta lottando nel suo campionato. Ricordiamo, siete in 4 squadre nel giro di 3 punti, domani è l'ultima giornata, qualcuna vincerà, le altre andranno ai playoff, però torniamo su quella coppa, insomma, voi ci avete creduto, finale fantastica, e avete avuto il merito di alzare quel trofeo a tombolo. Sì, ci abbiamo creduto fino a un certo punto, nel senso, anche per noi probabilmente era la finale anticipata, era quella del giorno precedente, nel senso, noi siamo venuti col cuore leggero e come fosse un'avventura. Poi la partita di domenica ci ha dato la possibilità, per meriti nostri, soprattutto, di essere lì, di essere in vantaggio, e poi in vantaggio, secondo me, abbiamo instillato il dubbio della sconfitta anche a Vicenza, che è quello che ci ha portato anche alla vittoria. Aver messo il dubbio di non portare a casa il trofeo che per tutti, noi compresi, era già a Vicenza. Un trofeo che invece ha preso la strada del tris di comuni che portate sul petto, Ponte San Nicolò, Legnaro, Polverana, zona che comunque ha sempre regalato grandi emozioni al calcio a 5, bravi ad aver riportato grande entusiasmo, e sicuramente da parte di zona futsal, come lo è anche per i vostri avversari, in bocca al lupo per appunto l'ultima giornata di domani. Andiamo invece ora a Verona da Diego Carlos Citraro, perché anche loro hanno trionfato, veramente un trionfo, 2 giorni spettacolari per la squadra scaligera. Diego, io vorrei partire dal finale della partita, anzi dalle premiazioni, con il bellissimo gesto di Capitan Saverio Latorre, che ha lasciato al suo vice portierone MVP della partita, Pietro Lucano, alzare il trofeo. Significa che al cuore Celtic c'è una grande famiglia, Diego. Sì, la verità è così. Noi una grande famiglia, si è visto su quello e si vede perché Pietro è uno dei fondatori della squadra. È stata una cosa molto, molto bella quella che ha fatto Saverio. Parlando invece di campo, una finale intensa contro il Mirano che cercherà la C1 attraverso i playoff. Ricordiamo che domani sera alle 21:30 ci sarà il turno preliminare del girone C tra United Futsal Rossano e Monticano, e poi assieme appunto a Mirano e a Futsal Trissino ci sarà il girone finale, ma solo una arriverà in C1. Per quello che hai visto anche in campo in queste finali, Diego, secondo te chi potrà spuntarla? Tu conosci già il Trissino, hai visto il Monticano, magari ti mancherà lo United Futsal Rossano, ma chi può essere la squadra che vi raggiungerà nel massimo campionato veneto del prossimo anno? Come dici, il Rossano non li conosco, ho visto qualche video ma non li conosco tanto. E il Trissino è una bellissima squadra, ha tanti giocatori validi, e dopo il Milano è una squadra anche molto tosta e molto fisica. Saranno belle da vedere le partite, vi dico la verità, non mi posso sbilanciare per nessuna delle squadre. Allora ci ritroveremo sicuramente in tribuna. Intanto iniziano ad arrivare i primi messaggi con gli utenti da casa che ci stanno guardando. Arrivano i complimenti alla PLP di Cristian Munteanu, capitano, giocatore importante della Dragon Futsal, un Dragon Futsal che ha vinto il suo girone. E poi c'è Francesco Parisi che ti fa i complimenti, Alessandro, e aggiunge: se vince il campionato tagli i capelli. Ho fatto una promessa ai ragazzi che se vinciamo il campionato me li tagliano in campo, quindi sì, le ho promesso, quindi solo se vinciamo il campionato, sia chiaro. Beh, allora noi auguriamo alla PLP di poter assistere a questa fantastica scena. Mi sembra un po' di ricordare la somiglianza, c'è anche con il buon Camoranesi, se non ricordo male. Quella è stata forse l'ultima emozione che abbiamo vissuto a livello nazionale, purtroppo, insomma, però insomma, il mondiale vinto nel 2006, ecco qua che anche Jacob Accenti, giocatore che tu conosci bene, conferma che hai promesso di tagliarti i capelli. Arriva anche una domanda per il buon Marco Boin da parte di Alex D5G4G. Ecco, magari no, se mi mettete anche i vostri nomi capisco, perché non riesco a decifrare tutti gli acronimi.
Buonasera Test, sono ADL, volevo chiedere a Marco Boin come si è trovato il Montello Futsal e se ha ancora il trenino per suo figlio. Allora forse tu capirai chi ti ha mandato questo messaggio, Marco. Questo messaggio l'ha mandato una persona molto importante del Montello, è un ragazzo che lavora dietro le quinte ma che è insostituibile. E il trenino è una storia lunga, comunque ce l'abbiamo, ci sta giocando Pietro, quindi siamo tutti sereni. E al Montello ci siamo trovati tutti bene, almeno io mi sono trovato benissimo, spero che loro siano trovati bene con me, ma credo, insomma, visto poi come è finita la stagione, suppongo di sì. Visto che hai nominato il tuo marmocchio, 18 mesi, l'abbiamo visto un po' camminare anzi io l'ho visto camminare un po' a tombolo, futuro da portiere oppure meglio se va a giocare in campo? Cosa dici Marco? Deciderà di fare quello che vuole. Spero non da portiere, magari se ascolta lo zio Lari che va a fare il pivot è meglio, secondo me. Si diverte di più. Ah, pensavo che dicessi si guadagna di più facendo il pivot, Quello è fuori discussione. Salutiamo che buon Filippo Lari. Allora io direi che se la regia è pronta manderei subito il primo contributo di Nicola Cecchinato, C5 Time, che ci segue. Allora, ringraziamo tutto lo staff di c5time.it, il sito che regala tutti i numeri del calcio a 5 Veneto e non solo. Grazie ovviamente anche a Roblox per gli highlights e ovviamente il ringraziamento principale va a Digital Vision e ad Enders Veneto che ci ospitano qui negli studi di Media Goal. Allora io direi di andare ad ascoltare la prima clip dedicata a Marco Boin o Boin. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Zona Futsal. Giunti a questa ottava puntata, lo staff di C5 Time dà il benvenuto ad un'eterna garanzia tra i pali del futsal veneto, il portiere classe 83 Marco Boin. Siamo di fronte a un vero e proprio monumento dei palazzetti regionali. Marco Boin rappresenta quella categoria di portieri che, con il passare delle stagioni, sembrano affinare i riflessi invece di vederli svanire. Parliamo di un estremo difensore che ha attraversato le categorie del futsal nostrano con la fermezza di chi sa guidare la difesa a gran voce. La carriera di Boin è un lungo viaggio che lo ha visto protagonista in piazze storiche, costruendo una reputazione di leader silenzioso ma efficace. Inizia il suo percorso con i Diavoli di Trebaseleghe, maglia che segnerà gran parte della sua evoluzione sportiva. È un giocatore che ha vissuto le battaglie della Serie C1 veneta ai massimi livelli già oltre 10 anni fa. Nel 2013-2014 è tra gli artefici della vittoria del campionato di Serie C2 con il Gifema Campo San Piero. Rimane un punto fermo della squadra anche dopo le varie fusioni societarie che portano alla nascita del Gifema Luparense. La sua affidabilità non passa inosservata, portandolo a vestire la prestigiosa maglia della Fenice Venezia Mestra in Serie A2. Qui mette la sua esperienza a disposizione di un roster giovane e ambizioso. Nel 2021 sposa il progetto friulano del Maccan Prata. Qui Boin non è solo un portiere, ma un mentore. Una guida fidata per i giovani compagni di reparto, contribuendo alla crescita del gruppo fino ai saluti ufficiali nel maggio 2024. Più recentemente lo abbiamo visto difendere i colori del Montello Futsal 2020, confermandosi un profilo di assoluto affidamento. Profilo che ha traghettato nei campionati nazionali, in Serie B per la stagione 2026-2027. Un bagaglio di futsal non indifferente, unito a una tenacia che lo rende l'esempio perfetto per chiunque voglia approcciarsi al ruolo di portiere. Boin è il classico portiere di posizione, capace di leggere lo sviluppo dell'azione con un istante di anticipo. La sua carriera è la prova che nel calcio a 5 l'anagrafe è solo un numero se supportata da abnegazione e spirito di sacrificio. Un vero monumento, un orgoglio veneto. Buonasera a tutti da Nicola Cecchinato di C5 Time. Marco, portiere silenzioso, il buon Nicola ti ha definito monumenti, insomma, per quello che hai fatto nel Veneto, non solo, anche la parentesi appunto friulana con il Maccan, poi tu sei scappato, non hai aspettato le mie telecronache l'anno scorso, ma quella è un'altra storia. Che effetto fa sentire queste parole, insomma, che confermano il buono che hai fatto in questa disciplina? Fanno un enorme piacere. E Intanto grazie scusami, al buon eccola qua l'immagine che avevamo visto in diretta, emozionante, il cambio tutti della tua ragazzi ultima qui, partita. Tanta roba. Viene a Pedoc a me e adesso hai lasciato il tuo numero 1, tra l'altro lo lasci in buone mani perché insomma il tuo vice, che poi era un vice per modo di dire perché vi siete giocati il posto
ad armi pari, diciamo, insomma c'è del bel futuro, ma torniamo appunto a queste emozioni, cose che ti porterai per sempre dentro. Decisamente sì, assolutamente sì. Diego, andiamo un attimo da Diego Carlos Citraro perché Marco si sta un po' emozionando, parla poco, ha visto queste belle immagini. Diego, tu nella tua carriera, anche tu hai girato tanti campi, hai mai affrontato Marco? Prima se ne parlava, secondo me vi siete comunque trovati in qualche campionato. Sì, ci siamo trovati, ormai gli anni passano e un po' la memoria anche si perde, ma sì, ci siamo trovati in qualche campo. Ti ricordi qualcosa? Perché comunque ha sempre fatto bene, non era mai facile superarlo. Eh, sì, non ricordo partite precise, ma so ben chi è lui e quello che ha fatto. L'ho visto anche qua a Verona che hanno fatto la partita con il Pupi. Sono andato a vederli. Eh. E questo conferma che, buon Nicola Cecchinato diceva che l'anagrafe non è un numero, ma invece è un numero, perché se anche la vostra memoria è così corta da non ricordare quando vi siete trovati, vuol dire che ne avete fatte di partite nei vari campi, nelle varie categorie. Insomma, prima in apertura dicevo che io, Marco, la prima volta l'ho visto al Palacollodi che adesso verrà utilizzato il 2 maggio per le finali regionali dell'Endas di calcio a 5, insomma ne è passata di acqua sotto i ponti, come si suol dire. Diego Carlos Citraro, ti chiamo solo Diego per convenienza, per facilità. Abbiamo appena visto le immagini della festa del Montello che appunto festeggiava, oltre all'addio di Marco, anche il campionato. È servita l'ultima giornata, l'ultima vittoria, festa che avete fatto anche voi, comunque in netto anticipo, in una stagione spettacolare. Se il Montello a un certo punto ha anche inseguito, voi invece avete fatto la voce grossa e siete sempre rimasti davanti a tutti. Sì, noi siamo partiti già dalla prima giornata sopra e abbiamo fatto un campionato incredibile, non abbiamo perso neanche una partita e, come ho detto sempre, tutto merito dei ragazzi che ci hanno creduto tantissimo dai primi allenamenti. Non partivamo da favoriti, ma abbiamo dimostrato sul campo che era dura batterci. È stato durissima, non ci ha battuto nessuno per fortuna. Sì, diciamo che qualcuno ha festeggiato per avervi strappato quei 2 pareggi, mi sembra, sì, 2 pareggi giusti in campionato. Sì. Sì, 3 pareggi. Qui intanto Sì. vediamo il gol che non è stato convalidato a Pietro Lucano, perché il direttore di Sì. gara aveva fermato il gioco perché la porta era stata spostata dal regolamento. Insomma, decisione giusta, anche se avrebbe meritato il gol lì, proprio sarebbe stata l'apoteosi per la gran partita. Allora ritorniamo su quella finale, una gran partita contro un grande Milano, ma Cuore Celtic Verona ha giocatori di categoria ben superiore a quello che può essere anche magari una C1. Qui intanto l'immagine anche delle premiazioni, tanta roba la tua squadra, quasi vorrei dire già pronta alla prossima C1. Sì, andiamo sempre con i piedi per terra. Siamo pronti, ma c'è sempre da lavorare e non sarà lo stesso. L'ho già parlato con i ragazzi e ci stiamo già con la testa pensando a quello che viene, ma sarà molto difficile la C1. Sempre, tutti gli anni diventa sempre più difficile. Io tornerei un attimo qua da Marco, visto che tu la C1 l'hai appena vinta, una C1 che quest'anno ha visto il gran duello Arziano-Montello, con il Montello che ha vinto campionato e Coppa, un Conegliano forse un po' sotto le attese, si pensava qualcosa di più, visto insomma la rosa costruita, e in coda la sorpresa Marca retrocessa, e domani sera l'ultima squadra che lascerà la C1, una solo si salverà tra Vigoreal e Valdagno, 21:30 Olof Palme. Si parte al 5-4 per i padovani di una settimana fa, e vorrei allora chiederti, visto che tu le squadre le hai viste, le hai affrontate,
chi vedi favorito per una salvezza in C1 tra Vigo e Valdagno? Beh, è molto aperta in realtà perché il Valdagno ha fatto un girone di ritorno pazzesco, per carità ha perso l'andata, però ha perso di uno, quindi è giocabilissima, se la giocano apertamente secondo me. Difficile fare un pronostico, difficile. Tra l'altro, quando ci siamo visti fuori qua in macchina, arrivati assieme, 43 pesano, parecchio. E a Valdagno ce n'è uno che ne ha fatti 47, ne farà 48 a dicembre, il buon Pablo Ranieri. Tra l'altro qua sfondiamo una porta aperta perché siamo amici da una vita, è ancora lì in campo che gioca. Il giorno dopo, per qualche giorno non riesce a camminare, me lo ha confermato anche sua figlia che poi non riesce a camminare, però tanta roba. Con Ranieri in campo il Valdagno era un'altra squadra, il Vigo Real ha davvero sofferto moltissimo. E ancora complimenti alla PLP, c'è un'invasione di tifosi e tanta roba. Missaretta, bravissimi PLP, bravi ragazzi, bravi tecnici e fantastici i tifosi sugli spalti. Beh, possiamo dire, tornando alla vostra partita, che domenica, a parte la numerosa presenza di belle ragazze che fanno sempre bene al panorama del futsal e anche all'occhio di chi vi racconta la partita, no dai, a parte le battute, ma lo dico perché c'era anche mia moglie in tribuna, è solo per quello, e tanta roba, tifosi accesi, tifosi che hanno spinto le due squadre, voi della PLP e anche quelli del Vicenza, proprio cornice perfetta. Allora torniamo a parlare della vostra coppa, ed è fantastico vincere tra l'altro nel teatro del futsal regionale che è la Belbote Arena. No, sicuramente i tifosi hanno dato quel qualcosa in più. Poi la maggior parte di loro sono o compagne o famiglie di giocatori che sono in campo, e questo crea tutto un'unione enorme tra campo e tribuna. Perché in casa da noi è tutti i venerdì, è così, c'è una confusione incredibile, se possiamo chiamarla confusione, e vorrei dire che il 50% di questa coppa va ai tifosi, alle nostre tifose, ai tifosi e a tutti, perché non è scontato seguire sempre la persona che gioca in campo, non è scontato per niente. Ho giocato per 15 anni anch'io, non è sempre facile seguire la persona, invece loro lo fanno, ma non lo fanno semplicemente con la presenza, ma lo fanno con il rumore costante durante la partita, che ci spinge a dare quel qualcosa in più, sicuramente. Resto un attimo con te Alessandro, intanto qua vediamo proprio le vostre premiazioni, qua il vostro bomber che nonostante il quasi colpo da knockout del giorno prima era regolarmente in campo, poi bello anche sportivamente parlando, proprio Accenti era stato che aveva ricevuto il fallo lì così, il Vicenza era ripartito, Capitan Peretto però fermato, mancava poco, si può dire quel che si vuole, però c'è stata tanta anche sportività in entrambe le finali, comunque lo si vede anche nelle partite ultimamente, posta in pagno importante, però oltre al pallone, oltre al gioco c'è anche insomma rispetto per gli avversari, e vedere poi questi pasilli d'onore alla fine fanno soltanto del bene al calcio a 5, quindi intanto il buon capitano Furlan che va a alzare la coppa. Sì, vi svelo un segreto. Io a dicembre ero a cena con il presidente del Vicenza e ci eravamo augurati di vederci in finale. E poi tra sorteggi e una cosa e l'altra la fortuna ci ha portato a scontrarci contro. E poi già a dicembre ci eravamo detti che vinca il migliore. E io gli ho sempre detto spero di no, perché sulla carta i migliori erano loro. Poi se posso dire la mia opinione, influenzata dallo stemma sul petto, i migliori sul campo siamo stati noi venerdì. Comunque era domenica, Era Sì, domenica. per me è sempre venerdì. La giornata del futsal regionale è il venerdì, per questa volta sabato, che tra l'altro facendo il passetto indietro a quella che è stata la semifinale, avete sofferto fino all'ultimo secondo contro un Città di Murata che arrivava lì, sì in punta di piedi possiamo dire, ma senza nulla da perdere. È stata una grande semifinale, forse anche lì la consapevolezza di dire messo giù il primo mattoncino, possiamo comunque farcela. Sì. È partito da venerdì, dalla partita precedente di campionato, perché essendo ancora in lotta per il campionato, è partito da venerdì.
con alcune scelte per far riposare qualcuno, ma non troppo perché la possibilità non c'era. Il sabato abbiamo sofferto, il giusto, anche per merito del Città Murata sicuramente, e poi abbiamo dato tutte le energie rimaste, forse anche qualcosa in più delle energie che avevamo domenica, e questo ci ha portato bene, sicuramente. Diego, tornando invece alla tua finale, no? Restando sempre in tema di Coppa Veneto, beh, ovviamente voi non avete bisogno del primo posto come categoria di sorteggio, potrebbe essere utile alla PLP, insomma, come prima posizione. Diego, tu in finale hai avuto qualche sentore che magari poteva andare qualcosa storto, oppure, almeno io ho visto da fuori, ho visto un Cuore Celtic davvero in palla e concentrato da primo all'ultimo minuto. Come l'hai vissuta tu lì in campo, vedendo proprio in faccia i tuoi ragazzi? No, siamo partiti come quasi tutte le partite quest'anno a 1000 all'ora. Il primo tempo, per fortuna, è finito così, ma quando siamo andati in spogliatoio abbiamo un po' parlato e sapevamo che loro fisicamente potevano farci anche del male e così è stato il secondo tempo, una partita dura che loro dopo quando non hanno trovato il gol hanno messo il portiere e lì serviva tanta gamba, ma non l'ho visto come una partita che potevamo rischiare, non l'ho sofferta tanto come magari altre partite, ma sì, sapevamo che era durissima. Allora con la regia andrei ad ascoltare la seconda clip di Nicola Cecchinato che parla proprio della vittoria di Coppa di C2 del Cuore Celtic Verona di mister Diego Carlos Citraro. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Zona Futsal. Giunti a questa ottava puntata, lo staff di C5 Time dà il benvenuto e si congratula ufficialmente con il Cuore Celtic Verona, fresco vincitore della Serie C2 Girone A e della Coppa Veneto di Serie C2. La creatura del presidente Giuseppe Lucano approda ufficialmente in Serie C1, sospinta dal genio tattico di mister Citraro Diego Carlo e dalla gestione impeccabile dell'onnipresente team manager Carlo Sivero. Quella del Celtic non è stata una semplice promozione, ma una vera e propria marcia trionfale che ha riscritto i record della categoria. Analizzando i dati delle 26 giornate disputate nella regular season, emerge un quadro di superiorità imbarazzante. La compagine veronese si attesta come la forza d'urto più devastante del panorama regionale tra Serie C1 e Serie C2. L'invincibilità, 24 gare disputate, 21 vittorie, 3 pareggi e lo zero assoluto nella casella delle sconfitte. Nessuno è riuscito a scalfire la corazza scaligera. Attacco atomico. Con 133 reti segnate, il Celtic vanta il miglior attacco non solo del girone, ma di tutta la Serie C1 e C2. Una media di oltre 5 gol a partita che ha annichilito ogni schema difensivo avversario. Fortino inespugnabile, solo 40 gol subiti, miglior difesa del campionato. Un dato che sottolinea un equilibrio tattico perfetto tra le due fasi. Alle spalle, il vuoto. Il futsal trissino, pur autore di una stagione straordinaria da 60 punti, si deve inchinare a una distanza di 6 lunghezze, mentre la compagnia Malo chiude il podio distaccata di ben 17 punti dalla vetta. Ma il capolavoro si è completato in Coppa Veneto nella bellissima cornice del Belbotea Arena di Tombolo. Era dalla stagione 2017-2018, dai tempi dello storico successo dell'Hellas Verona 1903, che il trofeo non varcava le mura di Giulietta e Romeo. Grazie all'impresa del Cuore Celtic il digiuno è finalmente terminato. In una finale contro il Mirano tecnicamente elevatissima, la formazione di mister Citraro ha colpito con cinismo chirurgico. La zampata di Ciurnelli Christian e il raddoppio di La Torre Saverio hanno indirizzato il match già nel primo tempo. Nella ripresa, il Mirano di mister Stein ha tentato il tutto per tutto, scontrandosi però contro un muro insormontabile, la prestazione monumentale di Lucano Pietro tra i pali. Il portiere Scaligero ha letteralmente sbarrato la strada a ogni speranza veneziana, prima che il cecchino Campana Edoardo, con una punizione magistrale, siglasse il 3-0 definitivo. Il double è servito. Il Cuore Celtic Verona del presidente Lucano e del direttore sportivo Sergio Zanolli entra nel gota del futsal veneto dalla porta principale. Nella stagione 2026-2027 la Serie C1 accoglierà una corazzata che non ha intenzione di recitare il ruolo di comparsa, ma che è pronta a dare del filo da torcere a chiunque. Buonasera a tutti da Nicola Cecchinato di C5 Time.
Diego, lo striscione Winners lo hai portato a casa o lo avete portato al palazzetto? No, no, l'abbiamo lasciato lì, no? Non ci hanno permesso, volevamo portarci via tutto, ma abbiamo dovuto lasciare tutto lì. Ma allora devo spiegarti tutto come fare, dovevi nasconderlo Eh, dentro la borsa, per quello te l'ho chiesto. lo volevamo No, piegare, ma cioè, era un po' difficile. ma ascoltami, ma a rivedere quelle immagini lì di festa, di gioia, non ti viene adesso però un po' il magone a pensare che devi aspettare qualche mese prima di tornare in campo dopo una super stagione? Cioè, guarda, ieri giusto ci siamo trovati a fare allenamento, è stato un allenamento tranquillo e i ragazzi hanno detto, ma mister, dobbiamo fare serio? E ho detto, mancano 4 mesi per cominciare, ragazzi, tranquilli. E allora lo chiedo anche a te Marco, ma non ti viene voglia di ripensarci guardando queste immagini? Insomma, hai già alzato che tu coppe, che estate sarà la tua? Quella di dire non devo, beh, tenermi in forma, tu non hai problemi perché non hai bisogno di tenerti in forma, sei sempre, cioè io ti conosco, sei così, a parte qualche capello in bianco, bianco di più, ma quelli sono i pensieri di compagna e figlio, vabbè. Ma come sarà la tua estate adesso? Sicuramente un'estate di riposo perché me lo merito. Ti ripeto, sono anziano e quindi devo riposare. Poi magari ad agosto, quando iniziano le preparazioni, si sentirà un po' il richiamo, ma devo tenere duro, devo essere bravo, devo stare a casa col bambino e basta, fare il papà. Sicuramente ti riuscirà bene perché adesso spazio al pattinaggio, visto che in casa, insomma, c'è l'allenatrice che pensa al pattinaggio artistico. Hai parlato di richiamo, è un richiamo invece quello che è costretto a fare l'Arzignano in fatto di preparazione perché vi è arrivato dietro in campionato, ha saltato ovviamente i playoff per il discorso della forbice, dei punti di vantaggio sulla quinta in classifica, sulla terza poi tra l'altro, visto il distacco importante dal Conegliano, un Arzignano che tornerà in campo a maggio nel girone, nel triangolare con Friuli e Trentino e poi la speranza che possa continuare, insomma speriamo che possa davvero arrivare a fare ciò che avete fatto voi, magari con qualche partita in più. Cosa potresti dire ai biancorossi, visto il vostro duello e visto anche che voi in Coppa avete già affrontato più di qualche partita scomoda nel triangolare di qualificazione per arrivare poi purtroppo alla sconfitta delle finali nella Coppa Italia proprio di Serie C? Beh, innanzitutto faccio un grosso in bocca al lupo ai ragazzi e comunque hanno fatto una stagione pazzesca anche loro, perché se non c'era l'Arzignano il campionato sarebbe finito un po' prima. Invece hanno tenuto anche loro botta fino alla fine, non hanno mai mollato. Chiaramente è una squadra attrezzata, ha giocatori esperti e secondo me il primo turno col Trentino e col Friuli non dovrebbero esserci problemi. L'unica cosa è che comunque è un po' che non giocano e questa cosa potrebbe farsi un po' sentire sul ritmo partita, ma per il resto l'Arzignano è attrezzato per poter fare degli ottimi playoff, sicuramente. Ritmo partita che invece in casa PLP non è mai mancato e mai mancherà perché la settimana scorsa avete giocato venerdì, sabato, domenica, domani sera, allora vado ad aprire un po' anche tutto campo, avete l'ultima giornata regolamentare, la giocherete in casa contro l'Olimpia Veternigo, c'è il Catedral Ro, primo con 58 punti, secondo posto per PLP e Piovese a 57, quarta posizione 55 Calcio Padova. Insomma, per chi è fuori, fantastico questo finale di campionato, per chi è dentro come voi sicuramente non lo è. Ci potrebbero essere tantissimi scenari domani sera, ma partiamo dalla PLP. Intanto domani sera dovete assolutamente vincere in casa. Beh, domani sicuramente l'obiettivo è vincere. Se non è per vincere il campionato perché non c'è perché non c'è un passo falso del RO, è per arrivare a secondi e già nell'eventuale finale playoff. Questo è categorico e questo l'ho detto domenica sera ai ragazzi. No, li ho lasciati festeggiare gran poco perché è arrivato subito già il monito alla partita di domani. Poi le partite, poi siamo pronti anche per gli eventuali playoff, nel senso, mal che vada, mancano 3 partite, 3 settimane, ho detto ai ragazzi di stringere i denti e di tenere duro per quest'ultimo periodo. Poi, come ha già detto la presidenza,
in qualsiasi caso, anche se andasse male, noi il ripescaggio lo cercheremo, lo chiederemo. Poi se si otterrà anche la promozione tramite quello, bene. Sicuramente in campo ti dà più soddisfazione, quello è poco ma sicuro. Assolutamente, poi intanto mentre scorrono le immagini di Andrea Di Giambattista a cui va un enorme grazie, un enorme complimento per il gran lavoro che ha fatto sabato e domenica alla Bell Bottega Arena, lui che ricordo sempre un po' scherzandoci su di calcio e di calcio a 5 non ne sa davvero nulla, però non si è mai perso un gol, un'azione, faceva la regia e la telecamera, mentre il buon Michele ovviamente vestito da Regione Veneto era lì a bordo campo a controllare che tutto filasse via per il verso giusto, e puoi confermare che tu, Alessandro, e lo confermeranno anche gli altri, insomma alla Bell Bottega Arena funziona sempre tutto alla grande. Sì, è andata alla grande, l'organizzazione è stata perfetta, anzi ci scusiamo solo per un po' di confusione post partita durante le premiazioni, perché non eravamo pronti, diciamo, a goderci la festa. Diciamo, siamo stati a volte un po' chiassosi anche dopo, ci scusiamo. Ma quale scusarsi? Quando uno vince può festeggiare, anzi chiedo io scusa, anzi no, mi incazzo con chi non mi aveva detto come si svolgevano le premiazioni, che ero là un po', come si può dire, come il buon vecchio inno a cappella a Padova. Ricordi insomma di una grande futsal. Dicevi appunto, se non vincete il campionato domani, siete in 4 squadre che può vincere insomma questo campionato, poi ci sono i playoff 24 aprile, 1 maggio, c'è da stringere i denti, 1 maggio festa dei lavoratori, ma assolutamente se c'è da andare in campo a giocare si va in campo per vincere. E volevo allora aggiungere, perché tu hai già parlato di appunto ripescaggio, siete primi nella lista dell'eventuale ripescaggio, insomma per quello che avete dimostrato sabato e domenica la Serie D inizia a starvi veramente stretta. Questo lo vediamo il prossimo anno, nel senso eventualmente se andiamo in C2. La Serie D è il nostro ambiente attuale ed è quello che ci meritiamo, perché se meritavamo altro andavamo sopra l'anno precedente o l'anno prima ancora. Quindi questo è il nostro ambiente ed è giusto che sia così. E dopo la vittoria di domenica sicuramente meritiamo qualcosa in più e ci andiamo più che volentieri ad affrontare squadre forti che tutti i venerdì ci metteranno alla prova per poter vincere e fare un buon campionato sicuramente, ma qua stiamo già viaggiando mesi oltre, quindi fermiamoci a venerdì, domani e gli eventuali playoff intanto. Parliamo di presente, stiamo sul presente, il presente prossimo, vediamo se la regia è pronta con anche l'immagine di quelli che saranno gli appuntamenti del fine settimana alla Bell Bottega Arena. Si partirà venerdì, allora eccola qua, la Final Four Under 15, le semifinali venerdì 17 alle 17 e alle 19 e poi la finalissima domenica 19 aprile alle 14:30. Poi invece sabato toccherà ai ragazzi dell'Under 17 giocare le semifinali alle ore 19 alle 21 le 2 partite, alle 15 invece saremo in diretta per la gara di ritorno dei playoff di Serie B tra Team Giorgione e Futsal Atesina, la finalissima domenica 19 aprile alle ore 17 e domenica, se non ricordo male, ci sarà anche lo spareggio al femminile del torneo interregionale, si giocherà alla Bell Bottega Arena e saranno contenti di esserci ancora Bologna e 10 Martiri, non ci sono Venete perché San Martino e il Città di Tiene hanno lottato fino all'ultimo, Città di Tiene per la forbice con il Bologna non è approdato, invece San Martino mi pare abbia perso lo spareggio col 10 Martiri, insomma 2-2, ma per effetto del miglior posizionamento del 10 Martiri è passato alla finale appunto della Bell Bottega Arena, campionato femminile che comunque poi continuerà con la fase nazionale, ripeto, senza squadre venete, a cui vanno comunque i complimenti, venete che daranno sicuramente giocatrici importanti per quello che sarà il TDR in programma dal prossimo fine settimana, poi ne parleremo a fine di questa
puntata. Io resterei sempre in campo di Serie D per l'ultima clip di Nicola Cecchinato di C5 Time, ovviamente dedicata a quella che è stata la vittoria di Coppa Veneto di Serie D della PLP. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Zona Futsal. Giunti a questa ottava puntata, lo staff di C5 Time dà il benvenuto e si congratula ufficialmente con il PSN Legnaro Polverara, fresco vincitore della Coppa Veneto di Serie D. La creatura del presidente Enrico Callocchio, costruita pezzo dopo pezzo dall'occhio esperto del direttore sportivo Federico Sartore, ha plasmato un successo che profuma di leggenda. Sotto la guida del giovane tecnico Simone Zagatti, del vice Davide Rigon e con la supervisione tattica del direttore tecnico Alessandro Breda, i biancorossi sono riusciti in un'impresa attesa da quasi 20 anni. Riportare l'ambita Coppa in terra padovana, spezzando un digiuno che durava dal lontano 2008, dai tempi del mitico Colle. Alzare il trofeo davanti a corazzate come Vicenza, Dragon e Città Murata è la prova di un'organizzazione impeccabile. La sfida è stata intensa. A rompere l'equilibrio ci pensa Zecchinato Elia, che a soli 2 minuti dal termine della prima frazione fa esplodere la tifoseria padovana. Ma la gioia dura poco. Il Vicenza Calcio a 5 reagisce da grande squadra e appena 60 secondi dopo trova il pareggio grazie alla zampata di Jacqueline Alan. Il primo tempo si chiude sull'1-1 con i portieri Tietto Michele e Markovic Milos protagonisti di interventi prodigiosi che tengono il risultato in bilico. Nella ripresa sale in cattedra Parpaiola Marco. Con una straordinaria doppietta, l'asso del PSN Legnaro Polverara mette i titoli di coda sul match, fissando il risultato sul 3-1 finale. Non c'è tempo per festeggiare troppo. La serie di Girone C vede 4 regine racchiuse in soli 3 punti, con il PSN Legnaro Polverara, protagonista per la promozione diretta in Serie C2. Domani, venerdì 17 aprile, i palazzetti emetteranno la sentenza definitiva. Sebbene il Lerro Futsal abbia il destino nelle proprie mani, il Legnaro Polverara sogna ancora il double. In ogni caso, i padovani dormono sonni tranquilli. Grazie alla Coppa Veneto, la società è prima nella graduatoria dei ripescaggi, mettendo già un piede e mezzo nella categoria superiore. Il verdetto è vicino, ma il PSN Legnaro Polverara ha già scritto la storia. Buonasera a tutti da Nicola Cecchinato di C5 Time. E buona vita Nicola Cecchinato, che devo tirare gli orecchi, si è dimenticato nei video di oggi di dire buona vita a tutti, che era un po' il suo slogan finale. Alessandro, prima mi parlavi che eri stato a cena con il presidente Tranquilli, eri stato a cena nel suo locale? Sì, esatto. A Lovo Sodo, allora lasciami ringraziarlo perché per quello che abbiamo potuto fare nella fine settimana di Tombolo è anche merito di Jacopo Tranquilli, che ha sostenuto le nostre dirette live dalla Belbotte Arena, quindi ringraziamo il presidente biancorosso, che sicuramente ci ritroverà molto presto ad assaggiare, ve la consiglio, la sua battuta, la sua super battuta di carne iniziale davvero buona. Anche il buon Alessandro Donisi può confermare, perché ci è ritornato una decina di giorni fa, domenica esatto. Al posto di venire alla Belbotte Arena a vedere la Coppa si è fermato al mercato dell'antiquariato a Vicenza. Salutiamo il buon Alessandro, per colpa, mi ha detto, della fidanzata, e però intanto è andato da Jacopo a mangiarsi la battuta. Torno un attimo da te, Marco, perché insomma nella tua carriera c'è tanto, ci servirebbe una serata solo per te, ma purtroppo non sei talmente bello da meritarti tutto questo palcoscenico. Beh vabbè dai, ma non posso permettermi di dire una cavolata con il buon Marco. Ripercorrendo un po' la tua carriera, vorrei che raccontassi a chi ci sta seguendo da casa il momento più bello, ma anche il momento più difficile che hai trovato nel calcio a 5. Ovviamente ce ne saranno stati tanti, ma però così proprio chiedo risposta, cosa mi diresti? Il momento più bello probabilmente, anzi sicuramente, la vittoria del campionato di A2 col Maccan, perché in quell'anno io avevo deciso di smettere, dopo mister Sbisa e il presidente Maccan mi hanno convinto a rimanere per un altro anno in cui dovevo fare da chioccia a Verdicchio, e invece poi il ragazzo si è infortunato, quindi alla fine abbiamo giocato le stesse partite ed è stata una grandissima soddisfazione, anche perché avevo già compiuto 41 anni e vincere a 41 anni la 2 è stato veramente il momento, penso, più importante della mia carriera. Invece il più difficile probabilmente sempre al Maccan, sempre in A2, quando abbiamo perso la Coppa Italia ai rigori con lo Sporting Hornets. È stato un trauma, infatti l'anno dopo avevo smesso.
Ho fatto paternità per un anno col piccolo Pietro e dopo mi è ritornata la voglia di giocare perché mi ha chiamato Donisi, però adesso basta. L'età mi mette di fronte ad una scelta importante, smettere. Che poi se io penso a quel signore di nome, non so se lo conoscete, Marzio Roberto Brancher, che lui ha deciso di smettere che ne aveva quasi 60, ma vabbè, quello è un altro mondo. Beato lui. Ah no, hai nominato Macan Marchiano. Prata e tra l'altro è stato anche bello vedere quando hai messo appunto la locandina sui tuoi social il presidente onorario Delchi Macan, il papà di Simone e Christian, che ti ha fatto i complimenti, ma è stato anche bello vedere quanta gente che possono essere stati compagni nelle varie avventure, avversari, qualcuno ti ha anche un po' perculato, ma ci sta, insomma, Normale. vuol dire che qualcosa hai lasciato anche tu nel tuo, passami il termine, nel tuo piccolo. Speriamo soprattutto cose positive, poi sai, non è che puoi stare simpatico a tutti, prima o poi qualcuno... però insomma, sì, ho visto dei commenti, mi ha fatto molto piacere, ripeto, il Macan per me è stato veramente l'apice, ma sia umano che sportivo. Società che terminerà il campionato di A2 Elite questo fine settimana con le squadre venete protagoniste e tra l'altro un'altra squadra veneta che tu hai, con cui tu hai giocato, adesso si chiama Mestre Fenice, a quel tempo era solo Fenice, insomma qualche stagione l'hai fatta perché ripercorrendo un po' la cronistoria della mia cronologia di Gmail mi ritrovo tanti articoli quando tu difendevi la porta del Fenice. Attesa a una grande battaglia in provincia di Viterbo, può solo vincere, anzi deve solo vincere per sperare quantomeno di andare ai play-out. E è una piazza questa che comunque tutti noi tifosi veneti ci auguriamo di ritrovare ancora in A2 Elite il prossimo anno. Assolutamente sì, per Mister Landi, per tutti i ragazzi che ci sono là che conosco, ci mancherebbe. Anzi, facciamogli un grosso in bocca al lupo perché andranno a giocare in un campo bello caldo dove li aspetta una bella boggia, quindi servirà una grande prestazione. Campi caldi anche in terra veronese, Diego Carlos Citraro, torniamo dal tecnico del Cuore Celtic Verona. Verona, una città, una provincia che nelle ultime stagioni sta sfornando società importanti in categorie importanti. Qualche anno fa c'era anche la Serie A, poi Verona, insomma, difficile mantenere la Serie A, la 2 Elite, la 2B, la C, insomma, penso, poi lo chiederò anche ad Alessandro Breda, inizi a farsi sempre più difficile anche trovare giocatori di un certo livello e comunque giocatori che possono dare qualità in più alla rosa, in questo caso del Cuore Celtic, come può essere ad esempio del Puppi, del Verona, dell'Olimpia, insomma c'è grande battaglia anche per accaparrarsi i migliori talenti. Sì, adesso che finiscono un po' tutti i campionati e comincia un po' il mercato qua, e sì, la verità è che ci sono troppe squadre, si è alzato il livello, ma è difficile trovare dei ragazzi, una cosa che parlavamo anche l'altro giorno, bisogna che cominci a crescere un po' più il settore giovanile, così non dover andare a prendere ragazzi di fuori, anche da altre città. È un lavoro da fare a lungo termine. E la stessa domanda la faccio da te, Alessandro Breda, DT del PLP. Ovviamente si va tutto per scale gerarchiche, voi siete l'ultimo scalino, la Serie D, l'ambizione di andare nel secondo, nel penultimo, la C2, poi insomma l'ambizione e l'appetito viene mangiando, dice il buon detto. Anche Padova, insomma, provincia non tanto distante poi da quello che è Venezia, così, insomma, ricca di società e quindi ricca anche di, passami il termine, bagarra per avere i giocatori e, come diceva anche Diego, mister Citraro, i giovani che sono il futuro, che devono essere il futuro. Voi non lo siete più, non lo siamo più, anche io mi metto in mezzo. No, sicuramente non è facile. Da parte nostra c'è tanto impegno nel cercare anche qualcosa di nuovo che venga da fuori o anche dal calcio o anche dagli stessi amatori.
nel senso, secondo me anche in quegli ambienti là possono essere buoni giocatori e vorrei dire anche pronti per le categorie che andiamo a fare. Poi in accordo con Federico il nostro intento è quello di cercare sia il giocatore forte in campo, pronto, ma è altrettanto importante il lato umano del giocatore, che noi penso sia proprio la prima caratteristica che noi cerchiamo. Poi c'è da lottare con tutte le altre squadre, come hai detto te, piazze importanti ce ne sono tante, sui giovani altrettanto difficile perché ci sono piazze storiche che possono essere l'Antenore, lo stesso Padova, il Petrarca, che diciamo che dei giovani ne fanno un mantra. Si può vedere già il Petrarca che ha vinto la Serie A2 Elite con tanti giovani del settore proprio, l'Antenore lo stesso, il Padova che in campionato con noi penso che il 90 se non il 100% dei giocatori che ha in rosa fa parte del loro settore giovanile, quindi sui giovani la difficoltà è ancora più ampia rispetto a già a cercare giocatori in generale. Ma può essere invece d'aiuto avere società tipo il Vino Mite di Padova o l'Antenore, avere società comunque importanti che lavorano molto sui giovani e che magari possano distribuirli in giro. Chiaro, il Vino Miteri ha anche la sua filiera di seconda squadra, però magari qualche giocatore, insomma, ne abbiamo visti anche qui alle finali di Tombolo, ad esempio il Mirano, 7/12, compreso l'allenatore Nicola Stein, insomma arrivano da una scuola, quella veneziana della Fenice, che è importante. Possono appunto essere d'aiuto queste grandi società per voi, realtà che hanno voglia e ambizione di crescere? Beh, certo che possono essere d'aiuto. Già quest'anno per noi sono stati un aiuto, tra virgolette, perché hanno formato due dei nostri giocatori, che sono Elia Zecchinato e Marco Varotto, che sono stati anche loro una parte della nostra fortuna di quest'anno. E il problema è trovarli under, che giustamente loro se li tengono anche per loro, perché devono pensare anche ai loro campionati di under, che sono altrettanto importanti rispetto ai campionati che noi facciamo. Quindi sì, può essere una fortuna, ma non è detto, nel senso. Tra l'altro Varotto e Carbush, i gemelli diversi che sono un po' simili, perché c'era Tosin che continuava a battermi il gomito, guarda che è Varotto, è il 2 è quello, io che ci vedo anche poco. Vabbè, comunque arrivano anche messaggi, tipo Ivan Bobonato di S del Don Romeo, il lato positivo di parecchie società ravvicinate è che si possono avere giocatori già capaci, non avendo nulla vicino, secondo me è più difficile. Arrivano i complimenti ancora a Marco Boin da parte di Fabio Carollo di S dell'Isola 5, che ricorda quante volte hai fatto tribolare la squadra biancorossa nei tempi della Serie B. Anche loro sicuramente avevano un giocatore davanti, mi sembra Fabrizio Amoroso anche, che giocava, quindi sì, forse qualche gol te l'ha fatto. Amoroso, Siviero, Giusto per farne uno. E in poi, porta avevano un mostro, chi era? No. Loris Urbani. Ah, giocava ancora? Mamma Sì. mia. Anche lì, vedi anche lì no, la fortuna di star bene, di aver giocato tanto tempo. Loris Urbani, uno che invece ha avuto un po' la sfortuna di avere qualche problemino, qualche acciacco, però ecco, allora vedi che mi hai fatto l'assist. Lui è tornato a fare il preparatore dei portieri, proprio questa stagione, insomma, il richiamo del buon Sebastiano Luciano e Cristian Stefani, amici oltre che allenatori, lo hanno richiamato. Ne abbiamo già parlato prima, io so già la risposta, ma te la chiedo ovviamente. Ci potrebbe essere un futuro per Marco Boin come preparatore, come allenatore, comunque un futuro sempre dentro il mondo del calcio a 5, non magari nell'immediato, ma magari anche prossimamente, nelle prossime stagioni. Esatto, nell'immediato al momento direi di no. In un futuro mi piacerebbe provare, però sul settore giovanile, non prime squadre. Il settore giovanile mi piacerebbe molto, sarebbe molto interessante. Intanto Maccan giallo-nero come la PLP, ci dice Francesco Parisi, quindi insomma Alessandro stai tranquillo che sono colori importanti. E invece
sono colori giallo-verde, scusami, giallo-verdi, bianco-verdi, quelli del cuore Celtic Verona. Squadra veronese, Diego, che mi sta simpatica perché non avete il classico giallo-blu, no? Che da buon vicentino fa sempre venire un po' il mal di pancia, anche se alla fine per andare a vedere la Serie A nelle ultime stagioni bisognava andare al Bentegodi parlando di calcio. Chiedo sempre a te, anche ancora appunto collegandomi a quello che ho chiesto prima, poco fa da Alessandro, comunque con le grandi società lì vicino a voi c'è possibilità, ne avevamo già parlato anche con il buon Pietro Lucano, che comunque non è semplicissimo perché i giocatori sono sempre meno, tu che comunque sei stato calciatore, ok, e sei passato poi sotto diciamo dalla parte tecnica, quello nel sedersi nella scrivania, c'è comunque voglia, soprattutto nei giovani, di crescere, di migliorare nella provincia veronese? C'è la voglia di migliorare, guarda, io sono passato un po' per le squadre che adesso sono qua al vertice, sono stato un po' in tutte, con l'Olimpia sono stato lì con l'Under 19 e c'era tanti ragazzi che hanno giocato nella prima squadra e il Verona, nel C5, dove ho tanti amici e dove io ho fatto i primi passi qua in Italia quando ho giocato, adesso c'è il mio caro amico fratello Carlo Giorgio come mister, lavorano tanto bene anche loro con i ragazzi e c'è un po', c'è da lavorare, in tutte le società hanno dei ragazzi, ma bisogna che aumentano un po' il numero di ragazzi, un po' le competizioni anche per i ragazzi, dove si possono misurare tra di loro per dopo arrivare anche un po' più preparati in prima squadra. È un lavoro lungo da fare, ma io penso che con il tempo vedremo tanti ragazzi di Verona nelle prime squadre del Veneto, anzi di tutta Italia. Tra l'altro hai nominato il tuo connazionale Carlos Giorgio, mister che è stato confermato a Verona, insomma era una scelta diciamo non dico obbligata ma scontata, ecco, forse la parola giusta è scontata per quello che ha fatto. È mancato forse solo la ciliegina di agguantare la zona playoff, hanno lottato a lungo, un Verona comunque che dove voi avete pescato di giocatori importanti, ne dico uno ma non per far torto agli altri, ma Edoardo Campana, non solo per il gol che tra l'altro in finale ha detto ci penso io a chiuderla, ma tanta roba Edoardo. Sì, sì, di loro abbiamo pescato, ma anche per l'amicizia che abbiamo, loro ci hanno dato a Edo, a Giurno, anche dopo a dicembre è arrivato anche a Mim, insieme a quella squadra nostra che avevamo, abbiamo costruito una bellissima squadra e loro ci hanno dato una mano importantissima. L'hai visto te in campo e si è visto anche con i gol che hanno fatto e quel gioco che hanno dato alle squadre. Sì, non sarà felice Diego Ferrari, presidente del Futsal Trissino, ma ricordo anche a Trissino cosa avete fatto. 5 minuti eravate già 3-4-0, cioè partita impressionante. E se posso spendere un complimento per il buon Pietro Lucano, come ho già detto, non sarà bellissimo da vedere nei movimenti, ma quanto è efficace anche questo weekend, insomma, ha dimostrato che tra i pali ci sa davvero fare. E in battuta gli avevo detto giochi perché sei il figlio del presidente, e lui però dimostra ogni settimana che gioca perché merita di giocare. Pietro ha fatto un campionato incredibile, sotto porta è stato, come hai detto te, come si è visto anche domenica, ha fatto di quelle parate durante tutto l'anno incredibili e ti dico la verità, ci è dispiaciuto un po' a tutti perché ha cercato il gol quasi tutto l'anno, è venuto fuori in finale, per me era gol, ma adesso non stiamo a parlare di quello, ma penso che se il risultato era un altro siamo ancora dentro il campo a chiedere il gol, ma per fortuna abbiamo vinto lo stesso, ma meritava il gol.
Allora, mentre tu parlavi, io ho fatto anche un po' una figura del cioccolatino col buon Marco, ma gli ho chiesto proprio in dialetto sceto, ma che ti ho mai insegnati? E lui, io sono un attaccante quasi, no, prendi il microfono Marco, no, a parte gli scherzi, nel calcio 5 è facile magari trovare anche la via del gol con il portiere di movimento, così, però è una gioia, insomma, che dovrebbe essere di altri giocatori, quanta roba è segnare dalla propria porta. Segnare dalla propria porta è bello, eh. Segnare dalla propria porta è un'emozione molto intensa, è un'emozione diversa. Di solito noi ci emozioniamo quando facciamo una grande parata, no? Io per esempio esultavo sempre. Mentre quando facevo gol magari abbracciavo i miei compagni ma non avevo questa esplosione, è una cosa diversa, è una cosa nuova. Sì, che tra l'altro ricordo anche qualche partita che io magari ero al Palacolodi dietro a fare lo speaker che a un certo punto adesso molla che fanne passare una perché sennò qua non ci divertiamo. E saluto Marco Caporello che mi dà del numero 1, lo so, giusto per modestia. Ti vogliamo a Sky al posto di Caressa, io vorrei aggiungere, vorrei andare a Sky solo per vedere insomma le colleghe di Caressa, perché del buon Caressa cosa me ne frega, poi va a commentare le partite con Bergomi, io che sono milanista, anche no. Marco, visto che hai il microfono, vorrei chiederti, sono già le 9:30, abbiamo un altro 10 minuti, quarto d'ora così, però vorrei restare anche un po' sulla tua carriera e chiederti un nome di un compagno e un nome di un allenatore da cui hai ricevuto tanto e, insomma, e che comunque ti ha legato tanto per quello che sei stato tu giocatore nel calcio 5 del Veneto, insomma. Comunque queste cose non gliele avevo dette nel pre-intervista. Allenatori più di uno, devo dire la verità. Ho un'amicizia che mi lega con Alessandro Donisi da tantissimi anni, da molto prima del Montello. Poi io ho avuto la fortuna di lavorare con tanti bravi allenatori, devo dire la verità, perché Nicola Paglianti, per esempio, è uno di questi, Gigi Pagana è un altro, Marcos Bisà, per quello che abbiamo vinto assieme, per quello che abbiamo fatto nei 3 anni al Prata. Con gli allenatori devo dire che ho legato molto, con quasi tutti, e anche con quelli dei portieri, ma quello è una cosa a parte, noi siamo una famiglia a parte, i mister dei portieri non si possono toccare neanche uno dal primo all'ultimo. Stessa cosa mi ha detto Ulisse Rubega l'altro giorno che l'ho intervistato per il giornale, cioè siamo una famiglia, non nomino uno per non dimenticarmi gli altri 50, Esatto. ecco. Invece come giocatore, tra l'altro nell'ultima stagione, insomma, lo nominavamo prima, Edgar Bertoni qualcosa ha vinto della sua carriera, giusto per farne uno, ma se dovessi proprio dire un giocatore, difficile questa. Intendi cioè, a livello di qualità o a livello umano? Ma un giocatore che sia di qualità o a livello umano, uno che ti ha insegnato a usare il sinistro, che usavi solo il destro? No, oppure... il sinistro non lo uso, non ce l'ho proprio. E direi Filippo Lari per il rapporto umano che abbiamo, perché ci sentiamo tuttora e ci vogliamo un bene della Madonna. E come qualità, come giocatore totale, Eric Mendes, proprio fuori categoria completamente. Fuori categoria, Alessandro parlava di allenatori, tanti allenatori, e io tornerei a casa PLP per parlare anche, per spendere anche 2 parole su quel ragazzino, perché da fuori ho detto, quello lì è allenatore, non gli ho chiesto l'età, Simone Zagatti, il vostro allenatore, quanti anni ha intanto Simone? 37. Beh, insomma, dai, allora non è proprio giovanissimo come sembra, li porta da più giovane. No, ma a parte le battute, insomma, 37 anni, tanta roba e anche il trasporto, l'enfasi che metteva a bordo panchina, senza parlare poi del direttore sportivo che lo metteva dalla tribuna, era leggermente sull'andante e là che se la ride dietro le quinte. Parliamo un attimo di Simone. Beh, Simone intanto faceva parte del gruppo PLP già 2 anni fa ed era stato il capitano. Poi ha fatto una stagione di passaggio come allenatore in una squadra amatoriale, e questo torna al discorso di prima, che anche nell'amatoriale ci possono essere sia buoni allenatori ma anche buoni giocatori. E quest'anno ha sposato il progetto che avevamo proposto io e Federico insieme. Gli abbiamo proposto, c'era un po' di dubbi all'inizio, poi sono svaniti fortunatamente, e la fortuna nostra è che siamo un gruppo giovane, e tutti e 3 c'è un confronto continuo tra tutti, tra il preparatore dei portieri Davide,
e Federico il direttore sportivo, Simone, poi la decisione finale sicuramente la prende Simone, c'è un confronto portato dall'esperienza di tutti quanti nei campi del gioco e poi la vittoria porta il nome più in alto sicuramente, ma c'è un lavoro che dura da agosto di quest'anno con tutti i ragazzi. Poi la giovane età da allenatore sicuramente porta anche l'entusiasmo in panchina, ecco, mettiamolo così. Mi sa che dovete rifare un po' il palazzetto, il bel Botè, la parte del secondo tempo davanti alle panchine, perché penso abbia macinato chilometri davanti a quella panchina domenica. Sì, secondo me lo faceva per tenersi in forma, visto che lo vedevo appesantito. No, forse non era lui perché è un magrolino di suo. Diego, torno un attimo da te, siamo ormai ai titoli di coda. Anche Cuore Celtic ha scommesso sulla tua figura, ma quello che vorrei chiederti è, visto che insomma assieme a Marco qualche stagione di gioco l'avete fatta, che differenza vedi comunque dai tempi in cui eri giovane calciatore a quelli di adesso? Insomma, com'è cambiato, com'è evoluto secondo te il calcio a 5? Parliamo di Veneto ovviamente perché siamo zona futsal Veneto, ma com'è cambiato il futsal di oggi rispetto a quello di ieri? Io lo vedo tanto fisico adesso, più che gli altri anni. Si gioca tanto, va bene, come si vede, l'uno contro uno, tanta pressione che ai momenti in quegli anni c'erano poche squadre, va bene che l'ho avuto poco come allenatore, ma al mio inizio qua il caro Lucio Solassi, che lui faceva pressare dappertutto, ma non c'erano tante squadre che facevano quello. Adesso trovi pressione anche dentro il spogliatoio. È cambiato tanto, tanto. Qualche volta vedo un po' di meno il gioco, tanto fisico è quello che vedo il cambio importante. Quello. Beh, tra l'altro con me sfondi una porta aperta nominando il buon nome di Lucio Solazzi, che è stato colui che assieme a Michele Trollese mi hanno portato in questo mondo nel lontano 2001, tra l'altro dalla porta principale di quell'Arzignano Grifo, dove appunto Lucio aveva portato il pressing a quel tempo, ma già a quel tempo comunque andavano in pressione anche negli spogliatoi, perché i giocatori pressavano Lucio per avere una maglia titolare, perché c'era la battuta che poteva entrare nello spogliatoio e lanciare le casacche, e i primi 5 che la prendevano uno voleva l'altro. Salutiamo il buon Lucio che purtroppo da qualche mese ci guarda da lassù. Si parla di pressione. Marco, faccio anche a te la stessa domanda. Come hai visto l'evoluzione del calcio a 5? Poi lo chiederemo anche ad Alessandro, che comunque anche lui giocava, adesso segue la parte tecnica dietro la scrivania. Come hai visto l'evoluzione del futsal in questi 20 e passa anni di gioco? Concordo con quello che ha detto il mister, c'è stato un aumento proprio totale della fisicità, ormai quasi tutti vanno in pressione, diciamo che è molto più schematico e molto meno un gioco da giocolieri, adesso ci si prende a sportellate. Allora Alessandro, arrivo a te aggiungendo anche che comunque a livello di arbitraggi si lascia molto più correre. Diciamo che il futsal sta diventando un po', come si vuol dire, usare il termine all'inglese, stanno facendo molto correre di più il gioco, lo abbiamo visto anche in questo fine settimana, molto più maschio, magari c'è anche meno qualità, ma non magari per colpa di allenatori o cosa, ma anche per colpa di chi fa crescere i ragazzi. Come la vedi tu? Che opinione ne dai? Credo sia un percorso, nel senso non credo che sia una cosa di oggi, ma credo che sia una cosa che si porta avanti dal settore giovanile e da tutto quello che c'è dietro. E gli arbitraggi io li preferisco così, se vuoi la mia opinione personale, preferisco un arbitro che fa giocare piuttosto che un arbitro faccia giocare poco. E poi in Serie D, che è quella nostra categoria, alla pressione la fa poche squadre, ad esempio, al contrario delle categorie più alte che hanno citato, che hanno vissuto loro sicuramente di più di me, e in Serie D sono invece il contrario, sono poche le squadre che vengono in pressione, sono tantissime le squadre che stanno chiuse dietro.
Poi ci sono le eccezioni, nel senso, io ho fatto i miei anni da calciatore, tra virgolette, con Martino Maritan, che faceva del suo credo la pressione totale. Pressione totale, e io mi sono sempre trovato benissimo. E dipende sempre da chi trovi, dallo staff tecnico che trovi, nel senso, sicuramente se vuoi andare in pressione devi avere una parte atletica importante. Importante, deve esserci un bravo preparatore, e non è sempre scontato trovare un bravo preparatore. Saluto Cristiano Caracristi che questo weekend sarà con la sua squadra dell'Olimpia Rovereto alle finali di tombolo. Visto che abbiamo parlato di arbitri, visto che tu insomma qualche volta avevi la fascetta da capitano, com'era il tuo rapporto con gli arbitri? Com'era? Uso già il passato. Molto educato, e sfido chiunque a dire il contrario. No, io protestavo poco, anzi quasi niente. Sono sempre stato molto educato, molto rispettoso. A ognuno il suo, infatti allora viene da confermare quello che diceva il buon Cecchinato, un portiere silenzioso che Con gli arbitri sì. si faceva sentire in altri modi, però Esatto. in campo, perché quando la difesa non era messa bene, insomma, penso Partiva che il martello pneumatico. non fossi tanto felice, no? Il peggiore forse. Diego, ultimo giro di domande per chiederti appunto, questa è un'estate di felicità con la doppietta, 2 coppe, insomma bacheca del cuore Celtic che inizia a farsi importante. Qual è il tuo prossimo obiettivo da allenatore della formazione bianco-verde? Un obiettivo che guarda già comunque alla prossima stagione. Guarda, no, devo trovarmi ancora con la società per parlare, ma penso che l'obiettivo sarà sempre lottare lì i primi posti, e adesso anche cercare un po' i ragazzi under, visto l'obbligo di 4 under, che è quello anche qualcosa da lavorare tanto quest'estate. Trovare i ragazzi e di tenere tutti i ragazzi pronti, quelli che hanno finito quest'anno, per affrontare un altro campionato, ma lo sanno già loro. A me mi piace lottare per i primi posti, così che dal primo giorno della preparazione andremo a pensare a puntare in alto. Cuore Celtic che pensa già insomma a lottare al loro appuntamento al prossimo gennaio alla Belbotea Arena per le nuove finali di Coppa. Tanto ormai siete di casa, insomma l'augurio è di rivedere la formazione scaligera ancora alla Belbotea Arena tra qualche mese. Ad Alessandro ovviamente non posso chiedere qual è l'obiettivo del prossimo anno, perché ritorniamo da dove siamo partiti. Insomma l'obiettivo sono 3 venerdì di fila, domani il primo, potrebbe essere l'ultimo chissà, 24, 1 maggio. Quel che è certo è che è un campionato, uno dei campionati che ha regalato più emozioni di questa stagione, e allora noi di Zona Futsal facciamo i complimenti a voi come lo facciamo alle vostre antagoniste. Sarà un gran finale e domani sarete lì. Peccato non ci siano le radioline ancora come una volta ad ascoltare i messaggi, le telecronache delle altre partite. Beh, sicuramente è stato un bel campionato da vivere da fuori, e ci sono state tutte le 4 squadre al vertice almeno per una giornata, che credo che non sia una cosa così frequente. Chiunque vincerà ha meritato di vincere il campionato, che sia Rovigo, che sia la Piovese, che sia il Padova. Poi l'obiettivo non c'era neanche quest'anno, nel senso siamo una società che non viaggia con obiettivi prestabiliti da cartellino. Sicuramente da come abbiamo impattato già a settembre un'idea ci poteva essere. Poi abbiamo avuto qualche brutto passo falso che ci ha fatto un po', non dico dubitare, ma un po' ridimensionare a volte questo sogno. Poi vediamo. Il sogno, c'è ancora tempo per sognare. Stanotte me la concedete e poi vediamo. E Marco, che obiettivi ci sono? Ma l'hai già detto, devi fare il papà a tempo pieno.
Sicuramente ti rivedremo in giro a Palazzetti perché dopo aver speso 25 anni, quasi 25 anni, insomma, in giro a Palazzetti di tutto il Veneto e non solo, con esperienze anche a livello nazionale, sarà difficile starne fuori. Troverai tanti amici, tante pacche sulle spalle, tante mani, magari perderai anche qualche tempo di partita perché dovrai chiacchierare con tanti, però per chiudere non sei proprio pentito, proprio hai deciso. Sì, deciso, decisissimo, però sicuramente andrò spesso al palazzetto, come hai detto te, uno che l'ha fatto per 20 anni e più, è impossibile staccarsi completamente, anche perché mi piace, andrò a vedere sicuramente più di qualche partita per salutare molte persone che ho incontrato durante questo percorso. Giorgia, tua compagna, giusto se ricordo Giorgia. male, sicuramente mi starà odiando perché ho cercato più volte di chiederti di restare, di stare qui. No, a parte gli scherzi, hai dato quello che dovevi dare e penso che sia una grande soddisfazione. Cioè lo è per me che ti ho visto tante volte da avversario, ti ho visto tante volte in campo e penso che lo sia stato per tanti tifosi che sono andati a vedere le squadre dove hai militato. Lo spero, me lo auguro, per me lo è stato sicuramente, ripeto, è stato un viaggio meraviglioso. Un viaggio, quella di questa settima puntata che sta per finire. Allora torniamo a salutare e ringraziare Diego Carlos Citraro, doppietta, campionato e coppa con il Cuore Celtic Verona. Complimenti ancora Diego e ci rivedremo sicuramente il prossimo anno. Complimenti anche alla società del presidente Giuseppe Lucano. Ciao Diego, buona serata e grazie. Ciao, grazie a te, grazie a tutti. Lasciami salutare e fare i complimenti ai miei ragazzi perché è tutto di loro, tutto merito loro quello che abbiamo ottenuto quest'anno della società. Così che un abbraccio a tutti, buona serata. Buona serata Diego Carlos Citraro, grazie ad Alessandro Breda, DT della PLP Ponte San Nicolò Legnaro Polverara. Insomma è lunga da dire, per fortuna avete usato l'acronimo PLP perché sennò cioè io che dovevo fare l'articolo avevo già finito metà spazio. Grazie di essere stati qui, complimenti anche a voi per quello che avete fatto a Tombolo e per quello che comunque vada farete, perché la stagione è da incorniciare. Certo, grazie a voi. I miei ragazzi nel caso li ringrazio tra 3 settimane, vediamo. Se no ci pensiamo sopra. E adesso invece, se la regia mi inquadra, mi alzo e voglio abbracciare il buon Marco Boin perché grande portierone. Lasci il calcio a 5, ma resti dentro il calcio a 5. Speriamo di rivederti in altre vesti. Hai fatto emozionare tanti ragazzi e hai dato ispirazione anche a tanti ragazzi magari che il prossimo fine settimana saranno protagonisti alla TDR. Allora vediamo se arriva anche la locandina, che è la brava Beatrice Testoni, eccola qua. Settimana prossima, mercoledì 22 aprile, anticipiamo di una giornata aspettando il TDR a tu per tu con i 4 allenatori che guideranno i Leoni del Veneto, Leoni in senso generico, perché ci saranno anche tante leonesse del Veneto che cercheranno di difendere i nostri colori. Qui intanto la clippina, puoi pure tornare a sederti Marco, la clippina del buon Andrea Di Giambattista. 4 squadre in maglia granata che cercheranno di portare più lontano possibile i colori della nostra regione, under 19, under 17, under 15 al maschile, e poi anche la formazione femminile. Qui alcune immagini delle ragazze, tra l'altro Nicole Ginocchio, portiere del Città di Tiene, classe 2009, te lo dico io, ragazza che rivedremo in campionati ben più alti rispetto alla Serie C dove ha giocato quest'anno. Qui intanto un totem del calcio a 5 regionale, il buon Osvaldo Bonora, lo conosco da una decina di anni, mi ripete questa è la mia ultima Final 8, ma per fortuna è ancora qui presente. Un po' si perde, ma me lo concederà, insomma, dai. Grazie allora ai nostri ospiti, grazie ancora a Marco per quello che hai dato al nostro calcio a 5. Grazie ovviamente a chi sta dietro la regia, vale a dire Andrea Di Giambattista e al responsabile del Calcio 5 Veneto Michele Di Giambattista. Il vostro ex vi dà, questa la dovevo agli amici del San Martin, vi dà appuntamento a mercoledì prossimo 22 di aprile ore 20:30 live sempre qui sul canale YouTube di Futsal Veneto TV. Adesso sto facendo un po' lo scemo, ho perso un po' la cognizione del tempo. Appuntamento la settimana prossima aspettando il TDR con la speranza
speranza di portare fortuna anche ai nostri ragazzi del Veneto. Buonanotte e viva il futsal, in bocca al lupo per chi gioca questo fine settimana.